La finalità è sicuramente di riportare delle persone che sono inattive nel mondo del lavoro. Sono essenzialmente due categorie: uno riguarda le persone con più di 30 anni che hanno che sono da parecchio tempo fuori dal lavoro, e l'altra con persone che hanno più di 18 anni che hanno delle disabilità. Quindi cercare di portare queste persone attive e recuperarle al mondo del lavoro. Sono 11 i posti di lavoro messi a disposizione da 4 comuni trevigiani per persone disoccupate e prive di tutele attraverso l'iniziativa Attiva il tuo futuro, in collaborazione con la cooperativa Insieme si può e cofinanziata da un bando della Regione Veneto attraverso il Fondo Sociale Europeo Plus per 90.000 euro. 5 persone saranno inserite a Quinto, 3 a Villorba, 2 a Morgano e una a Povegliano. Un vantaggio essere un comune piccolo dove le persone che necessitano di inclusione sono più facili da individuare. Sicuramente il vantaggio di essere un comune piccolo, come lo siamo noi, è quello di conoscere magari puntualmente anche i casi che possono aver più bisogno, che possono rientrare in questo progetto. Quindi abbiamo preso contatti con la mia assessora al sociale, appunto con delle persone che sicuramente possono essere candidati per questo progetto. Le persone interessate devono fare domanda attraverso il bando pubblicato sui siti dei comuni entro il 9 gennaio. Le persone selezionate già da marzo avranno un contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi, ma non solo. Ma non si tratta soltanto di un contratto di lavoro, si tratta di un percorso personalizzato che prevede un'attività iniziale di orientamento sia individuale che di gruppo, un accompagnamento durante i 6 mesi di lavoro per sostenere le persone anche nella motivazione, un'attività di supporto psicologico e alla fine soprattutto un'attività di supporto alla ricerca attiva, perché l'obiettivo finale è che comunque queste persone poi si reinseriscano nel mercato del lavoro.